Ci sentono i nostri amici, buonasera, Buonasera a tutti. volevamo far vedere l'albero di Natale, tanto per stare, vieni un po' di qua, va, che sei la mia dolce metà, ma con un 3/4 di maggio come me c'è poco da metà. Allora, buonasera a tutti, qui sotto vedete chiaramente il numero di telefono per telefonare al Marietto, però c'è anche eventualmente l'opzione Hildegard, ma questa sera siete qui per me e non per la nostra Hilde. Bene, cari amici, come ogni mercoledì sera iniziamo col pippone. Hilde, vai col pippone del sito. Via, dai. Allora, ci trovate online dal 2015 sul sito ilcapitano.intervista.org, dal quale ormai divulghiamo appunto dal 2015 la radionica in raccolte, dispense, dove potete trovare appunto i circuiti. Per quanti non sapessero cos'è la radionica, bene, potranno approfondire l'argomento sui nostri canali YouTube, che troverete appunto con il nome Hildegarda uno e l'altro si chiama Marietto Veneziano. Le informazioni sono raccolte in playlist, dunque troverete insomma molte cose interessanti, argomenti di sicuro interesse. Sul sito trovate ovviamente molto materiale e non solo, una sezione shop all'interno della quale troverete i nostri servizi a pagamento. Uno di questi strumenti, uno di questi servizi è il ciondolo. Eccolo qua il nostro ciondolino. Il nostro cavallo di battaglia, perché questo ciondolo si presta molto bene al raggiungimento di obiettivi, ma soprattutto nasce per la difesa a 360 gradi. E poi, che dirvi, offriamo anche ovviamente servizi personalizzati di ritualistica, ma anche sigilli salomonici. Dunque contattateci se avete necessità di un intervento operativo o se volete valutare qual è la strategia o l'intervento più giusto per voi. È ovviamente consigliabile un consulto preliminare, così da mettere a punto quali sono le situazioni di partenza e le opzioni che si prestano meglio. Vi ricordo che un consulto col Marietto o con la sottoscritta dura 45 minuti e ha un costo di 20 vedete euro. qui che sta passando. Trovate i nostri numeri che scorrono in sovraimpressione. Ovviamente il consulto non riguarda solo la ritualistica, ma se avete qualsiasi altro esigenza, esatto, dubbio, perplessità e la necessità di rispondere ad alcune domande, ecco, noi ci siamo. Noi ci siamo e vediamo già che c'è qualcuno tipo Maurizio che ci saluta. Ecco, l'importante, soprattutto quelli di Face, che devono iscriversi a StreamYard. Noi lo diciamo sempre, ma esatto, è importante che autorizziate StreamYard alla pubblicazione dei vostri commenti. Dunque, se non sapete come fare, soprattutto per gli amici di Facebook, si procede dal post che trovate nel gruppo, il post da cui trasmettiamo. Ma prima di entrare nella diretta tramite appunto quando si clicca sul video, no? Ecco, prima di arrivare a quel passaggio dovete autorizzare cliccando il link in azzurro che trovate in alto con scritto streamyard.com/Facebook. Questo aprirà, cliccando su questo link si aprirà una schermata bianca con una striscia di conferma azzurra che dovrete ricliccare, e questo è quanto. Cioè, questo passaggio viene fatto una volta sola. Nelle successive dirette non sarà più necessario farlo. Non c'è richiamo prima, seconda e terza dose? No. No. Almeno questo è definitivo. Questa è un'apertura. Mi raccomando, quando venite dalla nostra live, mascherina per le distanze certo. sociali. Lo chiedi tu, Green Pass? State lontani, State lontani. perché più virtuali e lontani del virtuale non si può. Allora, ovviamente stiamo scherzando, ci fa insomma immensamente piacere la vostra compagnia, speriamo viceversa che anche per voi sia lo stesso, ma direi di cominciare. Sì, è venuta proprio fresca una domandina che mi sembra bella, ricca, corposa. Io la conosco, Daniela. La nostra Daniela la conosci? Bene, fortunata lei, fortunata noi, no? Certo. Allora vediamo per Daniela di rispondere. Tanto il Marietto tu potresti già guardare con il pendolino. Il pendolino, vediamo un po' Esatto. col pendolino se arriva qualcosa di serio, importante, Per corposo Daniela, e 1° non... aprile
del 70. 70. Perfetto. E non i soliti perditempo, i soliti barrafus, come si dice, su al nord. In Piemonte come si dice? No, che siamo in zona protetta, non dirlo. Come si dice già? Beh, Dani, sembra che qualcosa di buono all'orizzonte incominci. Sì. Esatto, sì. Dai, facciamo una bella sibilla che stasera mi sento in forma. Fallo te, dai. Io no, faccio io, dai. mescola. Facciamo le falmane, sempre i lavori duri. Poverino, Sempre i lavori duri al Maria, vabbè, va, lo faccio. ti tocca. Mi tocca. Voilà, per la nostra laniera vediamo. Guarda qua. Guarda Oh. qua, Dani. C'è Se non c'è una conferma al taglio, qua me ne vado, già, perché Maria, qui- io esco. Maria, io esco. Allora, Mimi, sentite un po' qua. Daniela, c'è qualcuno di massiccio, corposo, Generalmente il gran Signore signore al top di è il re gamma. di cuori, se non è l'uomo giusto, Giusto, c'è qualcuno che ti contatterà molto probabilmente. Adesso però vediamo un po' la storia. Attualmente c'è qualcosa che brucia in pentola. Vediamo un po'. Dai, sembra che nasca qualcosina. Hilde, fai tu un bel commento, dai. Allora, aspetta che proviamo a inquadrare meglio la prima linea, che è la linea del passato, benissimo. Allora, qui si vede già una storia travagliata, segreta, con occasioni sprecate o calcolate. Calcolate è proprio il caso di dirlo, cioè Sì. sembra che ci sia un interesse nel mantenere le cose in una certa maniera, come dire, spesso probabilmente hai pensato che fosse opportuno mettere una distanza con questa persona, diciamo una persona che insomma nel passato ti ha dato parecchio pensiero. Anche al presente, insomma. Insomma, il presente è un po' fuoco e fiamma, è un super Green Pass mega, non so, super strapazombie. Cosa si può definire? Aiuto. Qui è una guerra, qui è l'inizio della terza guerra mondiale. Con quanti colpi? Diciamo che sicuramente si è arrivata forse a un punto di rottura per Alla quanto, frutta? per quanto riguarda Al grappino? sì, questa relazione clandestina, Sì, nascosta. non va più bene, guarda. La Sai- Hilde è molto diplomatica, Poi tu- però qui, sai... Poi tu puoi anche trascinarla per tutta la vita se ti fa piacere, però è una cosa che secondo me da quello che si vede qua non è che ti porta tanto lontano. Anche perché poi guarda il futuro, sembra entrare nel Esatto, entry. qui c'è qualche bella possibilità che al momento tu stai ostacolando. Sembra che questa situazione causi l'impossibilità di sentirti corrisposta nel modo per te adeguato. Attenzione però, perché nel prossimo periodo, nonostante ci sia ancora una certa fatica, una certa volubilità legata proprio a un sentimento Sì. che fatichi a superare, una persona che non riesce a lasciare andare, però arriva un'occasione, un incontro che sembrerebbe del destino, dunque ci mette la mano, lo zampino il destino. E questo incontro probabilmente ti porterà non poche perplessità, potrebbe essere una persona che non necessariamente ti piace di primo acchito. No. E magari potrebbe anche, come Un dire... po' tondo, sì. No, potrebbe... doppiamento. Dici? No, non penso che sia per quello, magari perché appunto vedi che qua continua a guardare indietro. Lei la vedo che, secondo me, sta pensando ancora a qualcuno del passato che... Ma qualcuno che non è neanche tanto passato, perché vedi che lei lo dice che frequenta una persona ancora impegnata. Dunque, lo so, però... sai, è chiaro che questa situazione ti procura incertezza, instabilità e anche quel senso di capriccio, no? Di non essere sicura che... già. però non sei né sicura se andare avanti né se stare lì, però capisci, tu guardi ancora indietro. Arriva questa persona, vedi, potrebbe essere un tuo coetaneo o qualcuno leggermente più giovane, comunque una persona che ti procurerà una certa reazione. All'inizio non sembra una reazione positiva, oppure, attenzione, potrebbe anche indicare che magari uno dei tuoi figli, perché il domestico potrebbe anche essere un figlio, Sì, un figlio, sì. che insomma non ce la fa più a vederti in quello stato, magari ci discuti. Comunque di fatto qualche opportunità
sembra comparire e sembra anche indicare che sarà un po' combattuta per te. Sì, Forse sì. non, come ti dicevo, è possibile che non ti piaccia subito al 100%, però Però, guarda, sì. caspita, promette molto bene. Promette è un bel rinforzo, è anche una persona che materialmente sembra, è anche acculturata, sembra una persona di un certo stile, Di un una certo certa livello. livello, eleganza, gentilezza, starai bene con questa Sì, persona. sì, secondo me ti farà proprio un corteggiamento. Elemento, sì, corposo, non Secondo me la possibilità di un bel nuovo il nuovo inizio. inizio, sì, 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 sì. Lo vedo anch'io, bene. Sì. Andiamo avanti, vediamo un po' gli amici di Face se si fanno vedere, se scrivono, vediamo un po' chi abbiamo. Ah, guardiamo un po' chi abbiamo. La nostra Lara. Lara. Oh, la Lara. 12 marzo 71, nel 2022 al lavoro arriverà un nuovo capo. Vediamo un po', la nostra Lara ci fa Vediamo questa col domanda. pendolino. Un po' troppo. Mm. Vediamo se arriva un nuovo capo. Nel 2022 per Lara. Speriamo nel Covid. Che ci dà una mano. Quello lì ha un fondoschiena di pietra, non si può mica tanto spostare da lì. E... Ma insomma, il pendolino non prende. Non prende proprio una decisione secca, però era più un no che un sì, era un ni. Sì. Vediamo cosa magari ci con la dicono. terza o quarta dose, un colpo di grazia, Dici. dici che sposta un pochettino qualcuno. Proviamo, Proviamo, per dai, vedere. vediamo un po' le sibille cosa dicono per la nostra amicizia, Lara. che è la nostra Lara con nome importante. Voilà, messaggio. E amica, sembra che ci sia qualche comunicazione di fondo propositivo, no? Perché l'amicizia- Diciamo che qualche conoscenza potrebbe darti qualche informazione, qualche notizia. Esatto, sì. Adesso vediamo però se sono notizie belle. Se sono da verificare. Esatto, e magari un colpo di fortuna, vediamo magari che esca una bella... sperano molti che quel tipo di se ne vada, Guarda lì. Mannaggia. Ma a me sembra che l'idea del trasferimento sia un po' storta. Sì, un po' storta. Allora, l'idea del trasferimento, perché sembrava una bellissima occasione che finalmente... Che la sperano in molti. Sì, molti aspettavano di raccogliere finalmente questo risultato. E magari c'era anche la corsa, no, per chi prendesse il posto, però questo trasferimento in realtà ritarda. Non lo vediamo realizzarsi. C'è una buona subito. volontà però non c'è da fare. Potrebbe anche essergli già stato affiancato qualcuno, perché qui sembra qualcuno che impara il ruolo, no? O qualche nuova collaborazione. Però ma in vedi, realtà ci sono dei blocchi. esatto, forse sarà necessario che questa persona, ammesso che stiamo parlando della possibilità che il vecchio capo si trattenga e che Sì, non certo. resti scoperto la posizione, se si trattiene in ogni caso lo fa per sanare delle situazioni economiche del posto di lavoro. Dunque Almeno non è... lui pensa così, lui pensa. Sì, probabilmente lo scopo della sua... Però vedi, la speranza è l'ultima a morire e non è il Esatto. Covid la speranza. No, perché è sempre qui ed è anche robusta. È bella robusta la speranza. Tanta speranza. Anzi, tanto spera che questo Che si tolga. come se guardassero da lontano, Cioè tutti qualcuno di sperano lontano. in quel posto Sì. e il finale però Insomma, addirittura c'è alla il rischio fine- alla fine no, ma lui c'è il rischio, torna. appunto, c'è il rischio che esce Viene da... riconfermato. Esatto, c'è il rischio che esce dalla finestra e torni dentro la porta. Esatto, con grande confusione generale Una e felicità chiacchiericcio immensa. di tutti. Mamma mia, Non cosa- sembra
sembra andare via, anzi sembra che venga riconfermato. Non lo molla neanche morto quel posto lì. Da quello che riusciamo a interpretare non sembra che se ne vada. No, anzi tiene duro quello lì, tiene duro. La parte, cioè il taglio è per quello che il pendolino, insomma, faceva una fatica, non riusciva a mandarlo sì, bene. perché sembra sempre con un piede sulla porta, invece torna indietro, come i nostri gatti la sera. Sì, è un redivivo, è come Andreotti, te lo ricordi Giulio? Sì. Giulio sembrava sempre che doveva prendere il via e poi è durato quasi... Risorgeva. E Andreotti andava a scuola con Mazzini, cioè, Niente meno. Dai, allora, qui vediamo vediamo l'utente Facebook, ricordiamo agli utenti Facebook che se non autorizzano StreamYard noi non riusciamo a rispondere. Se fate una domanda così non funziona. Vedete che compare Facebook User, dunque per noi questo è irricevibile, bisogna che andiate nel link di StreamYard, cioè sopra la finestra della nostra diretta c'è una parte scritta, no? Tra cui trovate streamyard.com/Facebook. Questo chiaramente prima di entrare poi nella sezione video di Facebook. Dovete restare sul post all'interno del gruppo, autorizzare StreamYard. Cliccando quel link si apre una successiva pagina di conferma all'autorizzazione per StreamYard e dopo dovete entrare nel video della diretta e commentare. Se non fate questo, purtroppo quello che si vede è Facebook User. Dunque noi, proprio perché stiamo incoraggiando le persone a agevolare intanto il nostro lavoro nel darvi la risposta, e visto che chiediamo semplicemente questo in cambio appunto il vostro piccolo contributo in cambio della nostra risposta, vi ricordiamo appunto di fare questo passaggio. Bene, allora, guardiamo un po' le varie domande che... cosa ne pensi di questa qua? Anna Maria? Vediamo, io non penso che le abbiamo mai risposto. Esatto, Anna Maria, vediamo un po' il figlio. Qual è il motivo per cui... mannaggia Anna Maria, devi scrivere il nome di tuo figlio. Sì, esatto. Se sei in linea, se non sei ancora... scrivi di corsa il nome di tuo figlio. Vediamo un po' se l'ha scritto. Altrimenti magari rispondiamo ad Annalisa che è lì. Va bene, dai, Annalisa. E nel frattempo Anna Maria ci risponde. Vediamo la nostra Annalisa se verrà sbloccata sui social. Se era possibile sapere se ci sarà uno sblocco sul social da Stefano. Ok, vediamo. Vediamo un po' la nostra Annalisa. Se si sa. Anna, cosa poi? Annalisa, sì. Sì, certo, non è per domani, no? Lo sblocco ci sarà, però è uno sblocco un po', insomma, un po' col freno a mano. Un po' col freno retromarcia, sì, un po' vediamo allora, vediamo Stefano se sblocca Anna. Vediamo il nostro Stefano, se no il telefono io se vuoi. Allora, ammalato. Ma ci pensa, ma non sa bene quello che vuole. Sì, è un tipo un po' riflessivo, no? Diciamo, vede questa amicizia, sembra quasi che ci tenga, però è un pochettino, un po' confuso. Blocco, grande blocco, l'ha bloccata da tutte le parti sempre. Tutte quelle dove lo poteva contattare. Ma guarda un po'. Ma vedi che torna però guarda che... Torna a casa Alessi? Allora guarda Annalisa, qui il blocco si vede, un grande blocco che lui ha imposto, anche per questioni di puntiglio, sembra che è più una questione di orgoglio che non per altro. Al presente sembra che insomma non fosse altro per una sua soddisfazione, tornerà un po' sui suoi passi, ma questo ritorno sembra essere mordi e fuggi, non ti dà nessun tipo di garanzia, vedi che c'è superficialità, è più un motivo di confusione che altro. In effetti sembra proprio che lui o un'altra o lui insomma avrà a che fare con un'altra figura, qua c'è un qualcosa, è vero? Sembra anche a te, c'è una nemica. Sembra che più di una nemica, direi.
mi sembra un bel cantastorie questo tipo qua. Mi sembra un tipo che gli piace raccontare un po' su a tutti, eh? E dunque vedi che alla prima occasione bloccherà di nuovo le Però lo comunicazioni. sblocco c'è. Certo, Certo. ma guarda, poi di nuovo per vie traverse cercherà di dialogare con te, insomma, È un è tira una e molla. situazione veramente altalenante, Una Macedonia? la cui costanza è solo nel fatto che non c'è niente di chiaro. Questo Sì, esatto, cioè bisogna dire che questa è una carta che tu sei vincente, perché si vede che gli sblocchi e i blocchi deve essere una Sì, costante. ma la carta della costanza indica anche le cose che perdurano nel tempo. certo. Dunque vedi che accompagnata alla falsità è come se continuasse a raccontare fregnacce, c'era anche il ladro. Sì, mi sembra un po' un Arsène Lupin dello sblocco. Cosa ne pensi? Beh, aspetta un attimino che mi preparo il circuito perché so che le nostre amicizie mi piace vedere il Benissimo, pendolino che andiamo gira. avanti. Andiamo avanti, la nostra Lara appunto ho visto prima che ci ringrazia e anche la Daniela, tutto è vero, speriamo che anche per il futuro. Ciao carissima, Daniela, noi siamo grazie. sempre qui con te. Vediamo la prossima, andiamo un po'. Vediamo, scorri un po'. Devo andare su però. Sì, perché eravamo giù ai ringraziamenti. Allora, abbiamo già risposto. Daniela. Scusa. Ma questo qui abbiamo già risposto tante volte. Ah, ok. Allora, cerchiamo di rispondere a qualcuno che non ha avuto grandi risposte nell'ultimo periodo. E questa invece, vai su, questa qua. Sì. Ah, io non... poi una domanda un po' tanto generica. Esatto, vediamo se però la Allora, nostra vi amicizia- consigliamo sempre quando ponete la domanda di dettagliarla o di limitarla a un aspetto. Le domande generiche purtroppo non portano tanti buoni frutti. Vediamo un po' questo, questo qui che mi... Sì, Massimiliano. Vediamo un po'. Ok, dai, il Massimiliano che ci fa una bella domanda, mi piace Massimiliano. Voilà. Volevo sapere se sono sulla via giusta, sul cammino olistico, grazie. Va bene, vediamo un po' Massimiliano. se il nostro Massimiliano... 14 luglio del 67, vediamo. Vediamo un po', Massi, che sei sulla... Sembra che il pendolino è partito... Sì, esatto. Sembra proprio un bel sì, Un Boster. un potenziatore. Un potenziatore. Allora, bravo. vediamo cosa ci dicono anche le sibille. Se sono dalla nostra parte oppure il pendolino. Vediamo un po'. Un po' cosa ci dicono. Beh, L'inizio. un Bene, inizio bene. Allora, con tante strategie. qui si capisce la volontà, la determinazione, ma anche certe resistenze che devi superare. Ma l'inizio e la strada e la fiducia anche in questo percorso sembrano tutte lì a portata di mano. Vediamo cosa dice la stesa. Vediamo cosa dice la stesa. Sta lavorando sodo nella nostra amicizia. Però ha paura di perdere qualcosina. Dai, l'impegno c'è, Sì, allora, e qui sembra che già in passato lui abbia delineato una qualche strategia, che abbia visto realizzarsi e concretizzarsi alcune delle cose, no, che ha seminato in precedenza, vedi, che raccoglie le prime soddisfazioni. Questo ovviamente lo incentiva molto, no, nel darsi da fare. E poi probabilmente non escludo che possa anche aver collaborato con una figura femminile. Sì. Cosa si vede però, e forse l'unico piccolo neo insieme a qualche altro aspetto che comunque troverà rimedio nel corso del tempo, il neo attuale è qua. Dunque, qui sembra un'interruzione, è un Sembra che abbia paura, allontanamento. esatto, sembra che abbia paura di perdere un tesoro, qualcosa che lui pensava un tesoro, Ma anche la possibilità che un evento improvviso, un'improvvisa incomprensione allontani la collaborazione e gli aiuti di un ragazzo giovane, evidentemente qualcuno con cui si trova bene, sì. o stavi impiantando delle cose, oppure addirittura un altro aspetto ancora, che qualcosa di improvviso
ha creato dei ritardi e che stai ricevendo comunque l'aiuto, e magari la rottura improvvisa è stata con questa prima collaboratrice che ha causato comunque ritardi, ma adesso sembra che si stia avvicinando un ragazzo più giovane nel tentativo di darti una mano. Certo, lui si sente un po' solo in questo periodo. Sì. Nel futuro prossimo ti sentirei un po' solo, però sembra che per gli studi ci sia un rilancio, una nuova fioritura. Sì, diciamo che non è un percorso in discesa, ci sono un po' di salitelle e dei momenti dove farai comunque degli incontri con delle persone che in qualche modo ti potranno guidare o aiutare, e in altri casi anche, vedi, ci sarà comunque un momento dove in futuro una persona di una certa competenza, di una certa conoscenza ti darà dei consigli e sarà un po' duro con te, che ti causerà ostacolo e che probabilmente ti terrà d'occhio in un modo tipo che ti mette alla prova, ma in realtà la superi felicemente, e probabilmente questo sarà parte anche del tuo percorso sul sentiero olistico, dunque una qualche verifica, qualche cosa. Allora, l'esito però è molto interessante perché tu ce la metti tutta, Sì. con tutto il cuore. Ci saranno sicuramente dei momenti dove avrai qualche Smarrimento. preoccupazione, sì, magari qualche pensiero in più, non sarai sempre sicuro di cosa fare, però è una carta anche di speranza, cioè nel senso che se non ti piangi addosso e ti rimbocchi le maniche, c'è ancora tanto da fare, addirittura potresti riprendere gli studi e più studi, e questi ti causeranno comunque un accrescimento, sarà qualcosa di positivo, Esatto. diciamo che è una cosa positiva. Quindi sì, diciamo che sei sul cammino giusto. Certo, tutti i grandi, da Padre Pio a Osho, nel loro cammino hanno avuto delle difficoltà. Come no? Se fosse tutto troppo certo. semplice. Esatto. Bene, andiamo avanti, vediamo un po' l'orario. Dai, 26 ci sta dentro anche un'altra. Riusciamo ancora a accontentare qualcuno. Guarda, stasera diamo spazio a qualche maschietto ancora, oppure No, perché guardiamoci questo qua non l'accetti. c'è l'accetti, concettina, vediamo un po', aspettiamo un po' l'accetti. Non ha più scritto quella Non ha persona. più scritto, si vede che era di passaggio, o si è perso, magari si è annoiato, si è addormentato, perché magari Dici non tu? si sa mai, noi Facciamo questo effetto? facciamo questo effetto. Allora, ci sarà un ritorno. Allora, Concetta 28 febbraio 72, Antonino 31 gennaio 66. Vediamo. Occhio, perché quelli che si chiamano Antonio, Antonino, Magari. sono una garanzia, Eh? sono una garanzia. Povero pendolino, cosa gli toccherà vedere? Via. E il ritorno c'è, e il ritorno c'è. È andato subito sul sì, Se il mio pendolino avesse il naso, picchierebbe contro la porta. No, scherzo. Ma era un sì. Sì, non era no, mica- ma sento vibrare la mano, sto scherzando. Sì, sì, un bel sì. Allora, L'Antonino vediamo. torna, è dei nostri. Poi portalo qui, in chat, nel senso nel live. Insomma, Ma sta concetta mi fa disperare. Ok, è un po' un tipo però sto Antonino che mi sembra un po' strettino di gomito, un pochettino di quelli che vuole sempre guadagnare sulle persone. secondo me anche non so se è stato lui a prendere la decisione, però probabilmente comincia a rendersi conto di aver fatto una scelta affrettata e dunque magari Sì. sta rivalutando Si un po'. sta rivalutando, però il taglio non è un taglio felice, non è un taglio virtuoso. È un è un po' taglio, così. è un po' così, un po' che così. mi fa un po' paura sto taglio, devo ammettere. Va bene, abbiamo visti di peggiori. Un taglio alla Covid, via. Ai, hai visto il ladruncolo là? L'ho visto sì, vedi, quel taglio lì era un taglio. Allora, vai tu, va che Ma Ho paura. qui mi sa che ho paura di dire certe cose. diciamo Siamo in zona che protetta. sì, lo chiedi sempre. Non sa mai, sai che È è un fuso orario è- svizzero. Come si dice quando quelle frasi, Meme? le ricorrenze? Sì, sì. No, ma è l'Alzheimer che Ah, mi fa dire sì? queste cose, sì, perché mi dimentico Di averla Dai. già usata.
Allora, qui non lo so, sembra che siano avvenute delle cose dove, insomma, qualche occasione, qualche situazione o forse qualche consiglio non proprio disinteressato ha causato così delle incomprensioni oppure addirittura l'occasione per qualcuno di insinuarsi, qualcuno che sembra essere comunque parte della cerchia delle amicizie. Di fatto, probabilmente è nato un qualcosa o qualcosa che chi lo sa se è durato anche un po'. Non sappiamo, potrebbe anche aver avuto una relazione con qualcuno in passato, una relazione che potrebbe essere durata anche un po'. Non so, comunque di fatto in questo momento questo ritorno non è ancora maturo, ecco, è lì che ci pensa, probabilmente è anche entrato in uno stato di isolamento, di insofferenza e effettivamente fa anche capire che qualche rimpianto nei tuoi confronti ce l'ha, perché questa è la matrice è la donna amata nel passato, qui si vede comunque Si sente il un po' vedovo. solo, sì, si sente solo. Comincia a comprendere qualcosina, qualcosa delle... Però il futuro non è il problema allegro. è che non è che subito, probabilmente alcune tue reazioni, non so se discussioni o ma anche possibili momenti di gelosia o dove lo accusi di qualcosa lo bloccano, capisci? Sì, sembra Dunque non, bloccato e poi vedi, sembra molto quasi combattuto si sistemare la cosa o sì, meno. sembra combattuto e poi cerca delle strategie, cerca dei paradigmi, non so come definirli, perché sembra quasi che lui c'è e non c'è, capisci? Questa carta qua, quella del militare, non si capisce se vuole affrontare l'avventura, infatti dopo viene il dottore che deve guarire questo blocco e poi lo vediamo di nuovo che prende uno slancio, Esatto, una spinta. diciamo che nell'esito si capisce che cercherà comunque, proprio in virtù di questa volontà di mettere a posto le cose, cercherà una soluzione, qualcosa, anzi più di una. È chiaro però un paio di cose, che la sua volontà di rimettere a posto le cose è legata anche non solo al fatto dell'unione familiare e dell'intimità Sì, domestica, c'è ma qualcosa in anche più. di interessi di natura economica. Esatto, Dunque, sì. ecco, noi non sappiamo neanche se siete stati sposati fra voi, Non se sappiamo si è, niente ecco, non della hai, nostra non hai, ci hai amicizia, solo chiesto però si vede che se lui lui torna. ragiona in un modo importante su dei fattori strettamente... Non sappiamo se siete voi quelli che frequentandovi nella stessa comitiva vi siete frequentati parallelamente rispetto ad altre cose, cioè non sappiamo niente, Però al si finale vedono si vede che delle lui cose. è un pochettino, non dico impaurito, perché sarebbe osare troppo, non voglio avventurarmi a dire questa cosa qua, ma vedo che il finale gli fa quasi tremare le gambette sul fatto economico. Esatto, su tutto quello che è stato costruito e su anche un certo benessere. Si vede che- Vabbè. Bene, dai, comunque, sembra che prima o poi la spinta arrivi. Covid sì. permettendo, giusto? Sì, Bene, cari amici, sarà qui con noi ancora venerdì, il vostro Marietto vi venerdì saluta. però c'è anche il Marietto, sarà una serata speciale Ci sono perché anch'io? è la sera della No, vigilia. io vado fuori a festeggiare, vi lascio con lei, sono tutti i cavoli vostri. No, ho già prenotato al manicomio, non al manicomio, come si chiama? Il centro di salute mentale? Sì, vabbè, Il quello. TSO, ci danno un Un TSO TSO. gratis, via. No, cari amici, dai, ci vediamo qui venerdì perché Grazie sarà una per aver giornata, faremo una trascorso- maratona, quindi preparatevi le domande, nome e cognome, data di No, nascita. cognome, data di nascita. Codice Se la fiscale, domanda riguarda un'altra l'imbasto. persona, ricordatevi di mettere anche il nome e la data di nascita dell'altra persona. Che dirvi di più? Ci ritroviamo appunto
venerdì sera alle 21:30, vi aspettiamo e facciamo magari qualcosa di simpatico anche con le previsioni Spegniamo dell'anno. però l'albero di Natale. Sì, tanto adesso chiudiamo la diretta, Ok, risparmiamo. Risparmiamo, diciamo, con la canna del gas. Senti, ma la canna del gas è Buonasera, chiusa? buona serata a tutti. Ok, ciao Giacchetti. Ciao, ciao, ciao. Ciao ciao.